La Calabria fuori dal tunnel della crisi, occupazione in crescita, ma ancora non basta. Secondo il rapporto di Banca Italia, il recupero è più stentato rispetto al resto del paese. Beni per 2,5 milioni di euro sequestrati all'ex patron del Catanzaro Calcio Giuseppe Cosentino, sigilli a conto correnti, cassette di sicurezza, polizze assicurative e titoli. Chiuse le indagini sull'omicidio di Nicola Colloca, il cui cadavere venne trovato carbonizzato 7 anni fa nelle campagne di Pizzo Calabro. 8 gli indagati, fra loro anche la moglie e il figlio della vittima. Il Consiglio Comunale di Palmi adotta il nuovo regolamento sui beni confiscati alla criminalità. La Calabria è dotata di una cartografia geologica, ferma al 1963, la denuncia nel corso di un convegno che ha registrato l'intervento del presidente nazionale dei geologi Francesco Penuto, per il quale non c'è comune calabrese che non sia a rischio frana. Scontro frontale fra un furgone e un'autovettura sulla SS 106 Ionica a Villa Piana, muore una donna di 30 anni, la vittima stava andando al lavoro. Fine settimana intenso e ad alta tensione per le squadre di Serie C calabresi, la sorpresa rende ospite il Matera, la Regina in trasferta a Lecce e domenica torna l'antica sfida Catanzaro-Cosenza. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di economia perché la Calabria cresce ma lentamente, gli indicatori economici registrano un incremento nelle esportazioni, nell'industria e l'occupazione, quanto emerge appunto dal rapporto di Banca Italia presentato oggi a Catanzaro. Nel dossier è evidenziata anche la ripresa dei consumi per gli esperti, nonostante i segnali incoraggianti resta ancora aperto il divario fra nord e sud. Vediamo. Le esportazioni nel primo semestre del 2017 segnano un più 8,3%, l'industria nella proiezione 2017-2018 fa registrare un aumento del fatturato, la percentuale è del 42%, poi c'è l'occupazione che cresce dell'1,9% e il rapporto della Banca d'Italia presentato questa mattina a Catanzaro a disegnare l'economia calabrese, un capitolo intero dedicato al lavoro per capire quali settori assumono. I livelli occupazionali sono aumentati soprattutto nella componente di lavoro autonomo, e quindi non quello subordinato, non quello dipendente, e che stiamo parlando comunque di una situazione occupazionale che registra un tasso di disoccupazione calabrese che è il doppio di quello nazionale. C'è anche un altro segnale importante della ripresa dei consumi da parte delle famiglie, il recupero, la compravendita delle abitazioni e l'acquisto di automobili, c'è insomma più fiducia, ma non si è usciti totalmente dal tunnel della crisi. Quello che noi registriamo per il secondo anno di seguito è un andamento positivo di alcuni valori. Questo andamento positivo non può ancora farci parlare di trend positivo, però ci può sicuramente far parlare di un consolidamento di aspettative e soprattutto un consolidamento di questi valori positivi che sono ben diffusi, sono diffusi tra le imprese con il miglioramento delle loro performance reddituali, sono diffusi nei consumi. Cosa non vuol dire che i calabresi sono improvvisamente diventati spendaccioni, hanno rivolto le loro aspettative più al positivo. L'analisi di Banca Italia dice che si è sulla strada giusta ma si procede piano, resta comunque il gap storico con il resto del paese. Adesso parliamo di cronaca perché beni per 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati all'ex patron del Catanzaro Calcio Giuseppe Cosentino, sigilli a conto correnti, cassette di sicurezza, polizze assicurative e titoli. Gianluca Pasqua, sentiamo. Un giro vorticoso di fatture per operazioni inesistenti e vendite in nero. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha nuovamente puntato la sua attenzione su Giuseppe Cosentino, dominus della Gicos, società operante nell'import-export di articoli per la casa ed ex patron del Catanzaro Calcio. L'imprenditore, secondo le Fiamme Gialle, si è avvalso di una serie di articolati sistemi per realizzare reati di matura fiscale e per appropriarsi indebitamente, in danno alla compagine societaria e dei creditori della Gicos, di oltre 8,8 milioni di euro accumulati nel corso degli anni.
La maggior parte delle fatture false, per quasi 2 milioni di euro, sono state emesse da una società con sede negli Stati Uniti. L'Agicos avrebbe di fatto utilizzato negli anni di imposta 2006, 2007 e 2008 questi documenti come scusa per trasferire negli Stati Uniti somme di pari importo e, pochi giorni dopo la venuta a credito, queste somme erano state bonificate su una serie di conti svizzeri intestati a società con sede in paradisi fiscali di fatto riconducibili al Cosentino e da qui nuovamente trasferite su ulteriori conti intestati a società estere riconducibili a lui o sui suoi conti correnti cifrati. Di fatto la Agicos Import-Export Srl ha omesso di dichiarare per gli anni d'imposta dal 2006 al 2011 ricavi per oltre 7,3 milioni di euro. Grazie alla collaborazione delle autorità svizzere è stato accertato che erano stati effettuati nel periodo 2006-2011 versamenti di contanti per oltre 4 milioni di euro, uno dei quali versato su un conto corrente cifrato denominato Cioccolato, riconducibile alla figlia di Cosentino, Ambra. Una parte dei fondi detenuti in Svizzera sono stati fatti rientrare in Italia tramite lo strumento dello scudo fiscale e utilizzati per investimenti finanziari a garanzia di un'apertura di credito per 3 milioni di euro a valere su un conto corrente utilizzato per acquistare merci per erogazioni classificate come anticipo socio alla stessa Agicos e al Catanzaro Calcio 2011 Srl. Il sequestro di beni per 2,5 milioni di euro effettuato nei confronti di Cosentino, della figlia Ambra e del promotore finanziario milanese Stefano Noschese segue quello da 3,5 milioni di euro tra rapporti finanziari, quote societarie riferibili a 3 società, 12 unità immobiliari e 3 autovetture, l'esecuzione di 8 provvedimenti restrittivi personali condotta nel maggio scorso nell'ambito dell'operazione Moneygate. E ancora per la cronaca, chiuse le indagini sull'omicidio di Nicola Colloca, il cui cadavere venne trovato carbonizzato 7 anni fa nelle campagne di Pizzo Calabro nel Vibonese. 8 indagati, fra loro anche la moglie e il figlio della vittima. Isabella Roccano, sentiamo. Ecco la scena del delitto. In quest'auto semidistrutta dalle fiamme nelle campagne di Pizzo, il cadavere carbonizzato di un infermiere 48enne, Nicola Colloca. Le immagini risalgono al 25 settembre del 2010. Oggi, a distanza di 7 anni, la clamorosa svolta su quell'efferato fatto di sangue. Nel registro degli indagati sono state iscritte 8 persone e tra loro ci sono la moglie, il figlio della vittima e i cognati. Secondo gli inquirenti, alla base del delitto motivi economici, esattamente un'eredità da 200.000 euro, i risparmi che Colloca aveva messo da parte. La Procura di Vibo ha chiuso le indagini notificando l'avviso a Caterina Gentile e Luciano Colloca, moglie e figlio dell'infermiere, Nicola Gentile e Domenico Gentile, tutti indagati per i reati di concorso in omicidio e distruzione di cadaveri, insieme a Michele Rombula e Caterina Magro. Per il reato di favoreggiamento personale invece sono indagati i coniugi vibonese Domenico Lentini e Romanina D'Acqui. La vittima dunque sarebbe stata uccisa con l'obiettivo di impadronirsi dell'eredità. L'ipotesi iniziale del suicidio venne subito messa da parte alla luce degli elementi raccolti nel corso delle indagini. Nel marzo del 2014 il cadavere di Nicola Colloca venne riesumato e la nuova perizia medico-legale stabilì che l'infermiere era stato colpito con un corpo contundente alla testa. In seguito i carabinieri di Vibo e i militari del RIS di Messina effettuarono nuovi rilievi con il luminol nell'abitazione di Colloca e in una seconda auto in uso alla moglie dell'infermiere, vettura che era stata venduta e che poi è stata recuperata e posta sotto sequestro. L'infermiere dunque, secondo gli inquirenti, dopo essere stato colpito alla testa sarebbe stato caricato a bordo della sua auto e bruciato. Un omicidio agghiacciante, pianificato dunque secondo le ipotesi investigative dei più stretti familiari della vittima. Adesso tutti gli indagati avranno 20 giorni di tempo per chiedere al PM di essere interrogati oppure presentare eventuali memorie difensive attraverso i rispettivi legali. E ancora la cronaca, andiamo a Torino dove si sta svolgendo il processo Minotauro bis, ritratta un pentito che dice dichiarazioni rilasciate perché forzato, vediamo. Colpo di scena al processo di appello bis denominato Minotauro a Torino. Rosario Marando, 48 anni, originario di Platì, considerato fino a meno di 2 giorni fa collaboratore di giustizia attendibile, ha ritrattato le sue accuse. Nell'aula della Corte d'Appello di Torino, dove si sta celebrando un secondo grado bis dopo che la Cassazione ha stabilito che per 7 imputati dovesse essere ripetuto, l'ormai ex collaboratore di giustizia ha detto di essere stato forzato dagli inquirenti a rendere dichiarazioni
dichiarazioni accusatorie. A quel punto il difensore che lo ha assistito in tutto questo tempo ha annunciato di lasciare l'incarico. Il dibattimento tecnicamente continua, tanto che è stato nominato proprio per Marando un difensore d'ufficio. Nel frattempo la Corte invierà gli atti con la nuova verità di Marando alla Procura. Rosario Marando fa parte di una famiglia di Platì che si era trasferita a Volpiano nell'Interland torinese. L'inchiesta Minotauro aveva toccato proprio le attività delle cosche calabresi impiantatisi nel tempo dentro la cintura di Torino. Un'inchiesta che aveva veramente evidenziato quanto fosse forte la capacità di penetrazione delle endrine nella zona di Torino appunto. Oltre a Rosario Marando c'è un altro pentito che ha reso dichiarazioni accusatorie contro i clan calabresi. Ed ora una notizia di cronaca che arriva da Vibo Valentia, dove un bambino di 7 anni di Paravati, frazione di Mileto, è rimasto ustionato cadendo nelle braci di alcune sterpaie vicino casa che hanno fatto incendiare gli indumenti. Le ferite provocate dal fuoco hanno interessato gli arti e il viso del bambino, che è stato trasportato prima all'ospedale di Vibo e poi successivamente a quello di Lamezia Terme, da dove è decollato con un velivolo dell'aeronautica militare che l'ha trasportato all'ospedale Gemelli di Roma. Secondo quanto si è appreso, il bimbo non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente stanno svolgendo accertamenti i carabinieri di Vibo Valentia. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Una trentenne di Trebisaccia ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale sulla statale 106 a Villa Piana. La donna era a bordo della sua utilitaria quando, per cause ancora in corso d'accertamento, si è scontrata con un furgone a bordo del quale viaggiavano 2 uomini e una donna che sono rimasti feriti. Carabinieri e Polstrada al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico impatto. La polizia ha arrestato a Catanzaro una coppia siciliana. I 2 sono accusati di una serie di truffe ai danni di anziani e residenti nella città capoluogo. I 2, a cui sono stati concessi i domiciliari, secondo quanto ricostruito, avvicinavano gli anziani e, fingendo di essere l'uomo professionista e la donna una ricca ereditiera, derubavano gli ultrasettantenni sottraendo loro soldi e gioielli. I carabinieri di Fagnano Castello hanno arrestato un 39enne con l'accusa di estorsione. L'uomo, Giovanni Arturi, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso mentre intascava i soldi dal titolare di un'azienda agricola al fine di restituirgli prodotti e strumenti di lavoro rubati dal capannone dell'impresa. Il 39enne è stato portato nel carcere di Castrovillari. Scuole di ogni ordine e grado chiuse per le cattive condizioni meteo oggi in diversi comuni della provincia di Crotone. Oltre al sindaco di Crotone hanno adottato ordinanza di stop delle lezioni in considerazione dell'allerta arancione della protezione civile anche i primi cittadini di Cirommarina, Cirò, Casabona, Cutro, Isola Caporizzuto, Melissa, Rocca di Neto e Strongoli. Adesso spostiamoci a Palmi, dove il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo regolamento sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Vediamo. L'ultimo Consiglio Comunale di Palmi ha sancito 2 passaggi importanti per la città, definiti strategici dallo stesso sindaco Giuseppe Ranuccio. Si tratta dell'adozione del nuovo regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, regolamento adottato all'unanimità dall'Assemblea, e la linea da tenere sul PSC, il piano strutturale comunale approvato dalla precedente amministrazione di centrodestra, una linea che prevede non una revoca integrale, ma la modifica su alcuni punti del piano strutturale. Sentiamo il primo cittadino palmese sui 2 argomenti. Il dato importante che emerge da questo regolamento è innanzitutto che si fa una ricognizione di quelli che sono realmente i beni confiscati ricadenti sul territorio di Palmi. Peraltro c'è in corso un'attività esplorativa che vedrà il Comune di Palmi acquisire ulteriori beni immobili, quindi intesi sia come strutture sia come terreni. Il dato innovativo dove è dato? Noi affianchiamo praticamente i beni confiscati ai beni che noi abbiamo definito comune. Di ogni bene confiscato vi è la geolocalizzazione, si può risalire a chi è stato concesso, con quale delibera, per quale finalità, quindi c'è veramente un'operazione di trasparenza a 360 gradi. Altra cosa è invece entrare nel merito del PSC e discutere del contenuto del PSC. Ritengo che ci siano molti punti non condivisibili.
E quindi è su quello che va aperta una discussione, è su quello che ci stiamo portando avanti con l'assessore all'urbanistica, la pianificazione dell'assessore Nava. E non è pensabile, perché non conveniente per la città, revocare il PSC, perché peraltro non avere un PSC significa privarsi della possibilità appunto di accedere ai finanziamenti europei, regionali. Adesso parliamo della Calabria, che è dotata di una cartografia geologica ferma al 1963. La denuncia è avvenuta nel corso di un convegno che ha registrato l'intervento del presidente nazionale dei geologi Francesco Penuto, per il quale non c'è un comune calabrese che non sia a rischio frana. Rosalba Baldino, sentiamo. Non c'è comune calabrese che non sia a rischio frana o a rischio dissesto idrogeologico o ancora a rischio erosione costiera. La denuncia dei geologi a Catanzaro nel corso dell'incontro su un'emergenza annunciata, già perché sull'emergenza siccità che tanto fa soffrire non solo la nostra regione ma l'Italia intera, i geologi avevano messo in guardia fin dal 2012, come ricordato dal Presidente del Consiglio nazionale Francesco Peduto, che ha preso parte ai lavori. Dal confronto nella sede della cittadella regionale è emersa forte l'esigenza della programmazione e dell'aggiornamento della cartografia. Noi lamentiamo come ordine dei geologi ormai da tempo il mancato aggiornamento del piano stralcio idrogeologico, le cui i cui dati di fatto sono fermi al 2001, insomma ne è passata di acqua sotto i ponti, è il caso di dirlo. Lamentiamo il fatto che la regione di fatto è dotata di una cartografia geologica vetusta, ferma ancora alla Carta del Mezzogiorno, fatta dalla Cassa del Mezzogiorno del 63 se non ricordo male, per carità valida da un punto di vista tecnico, però comunque arretrata in molti concetti. Il messaggio per la politica è chiaro. Un maggiore impegno in quello che è la programmazione degli interventi e una pianificazione di interventi che sia basata effettivamente su una sorta di master plan, andando a individuare, a nostro parere, quelle che sono le zone più critiche, per poi andare a scendere in quelle, a mettere in sicurezza le porzioni del territorio che attualmente sono dietro nella classifica. Ancora avanti parliamo di lavoro, perché vi mostriamo le immagini di un sit-in dei dipendenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, che come i colleghi di tutta Italia hanno protestato davanti alle prefetture e chiesto un incontro per ottenere maggiore attenzione dal governo nazionale. Smantellare il Ministero del Lavoro e creare l'INL come corpo unico come INPS e INAIL ha bloccato l'operatività dell'ente, ha aggravato una situazione in cui le risorse strumentali non sono adeguate per svolgere il nostro compito, hanno spiegato i dipendenti, elencando i vari problemi portati dalla riforma. Le criticità sono molteplici, come il salario accessorio, maturato e non percepito, la mancata attuazione della nuova progressione economica, l'inesistenza e inidoneità a formazione del personale, le carenze di strumenti informatici e di banche dati. Gli ispettori del lavoro chiedono la costituzione di un piano aziendale serio che renda omogeneo il processo di riforma e che sappia dare risposte logistiche e funzionali alle criticità evidenziate. Vogliono risposte dal vertice amministrativo e politico sull'operatività effettiva dell'INL, che a loro parere ha creato confusione, malfunzionamento e promesse disattese al personale, su cui rischia di piombare anche il taglio di circa 7 milioni di euro annunciato dal MEF. Ginecologia non chiude, lo assicura il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Vibo, che dopo la forte denuncia di alcuni medici dello Iazzolino sulle condizioni in cui versa il reparto di ostetricia e ginecologia ha risposto. Sentiamo. Una denuncia cautelativa per declino e responsabilità. Ha colto di sorpresa ed ha fatto molto scalpore l'iniziativa dei medici dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Vibo Valentia, che hanno scritto una nota indirizzata alla Procura della Repubblica, alla Prefettura e al Comune di Vibo Valentia e ai massimi dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale per denunciare il mancato adeguamento agli standard organizzativi, strutturali, tecnologici e di personale di un centro di primo livello. Una denuncia forte da creare allarme, ma che arriva proprio quando sembra non trovarsi una via d'uscita al
concorso indetto per individuare il primario di questo reparto e che, proprio per questo, non può non destare dubbi sulla sua tempistica. Io penso che tutti noi possiamo dire la nostra, siamo in una democrazia, quindi per carità di Dio, però penso che bisogna ponderare bene per non creare allarmismo nella popolazione, soprattutto in una popolazione di donne e neonati. Penso che siano le cose che abbiamo più a cuore, i nostri figli, i bambini, i neonati e le donne che devono partorire, le donne gravide. E quindi creare un allarmismo che molto probabilmente ha subito anche un'amplificazione, un tam tam, io penso che è stato un tantino esagerato per quello che è il nostro reparto di ostetricia e ginecologia. Circa il primario voglio chiarire subito una cosa, così cerchiamo di essere molto diretti. Su questo saranno messe tutte le mie forze e tutta la mia attenzione, proprio per la denuncia che hanno fatto i colleghi. Fino ad oggi ce l'ho messa, ma da oggi in poi sarà raddoppiata la mia attenzione, perché purtroppo, per quello che dicono i colleghi che hanno fatto la denuncia, io deduco che è fortemente essenziale l'individuazione di un primario in quel reparto. Non bisogna trascurare la coincidenza che questo attacco è solo l'ultimo in ordine di tempo, al punto che qualcuno configura una strategia contro il direttore generale, un complotto. Non ci vedo un complotto, anche perché non penso che i cittadini di Vibo si prestino a queste cose. Continuiamo a parlare di ospedali, ci spostiamo a Cosenza, dove questa mattina all'Annunziata si è svolto il World Prematurity Day, presente il commissario Massimo Scuro e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Achille Gentile a promuovere l'evento. Le associazioni Mamme di Gaia, Mamme della TIN, Gocce di Mamma e Galatea, l'obiettivo è la sensibilizzazione sul tema delle nascite anticipate e sulle implicazioni a medio e lungo termine che l'evento può avere sulla qualità della vita dei bambini. È stato un momento di festa in cui sono stati coinvolti i sanitari e i bambini. In occasione del Prematurity Day l'amministrazione comunale di Cosenza ha illuminato di viola la confluenza fra il fiume Crati e quello Busento. Adesso parliamo di calcio. Prima di parlare della Serie C andiamo a vedere in Serie A, perché Crotone e Genoa si giocherà regolarmente allo stadio Ezio Scida grazie all'intervento del sindaco Ugo Pugliese, che ha firmato l'autorizzazione allo svolgimento della gara per superare una serie di problemi di natura burocratica legata soprattutto al tabellone luminoso dell'impianto sportivo che mettevano in forse lo svolgimento dell'incontro. Invece in Serie C è un fine settimana ad alta tensione, squadre appunto impegnate. Il Rende ospiterà il Matera, la Regina in trasferta a Lecce, mentre domenica riflettori puntati sul derby fra Catanzaro e Cosenza. Gianluca Pasqua, sentiamo. Derby e sfide avvincenti, un weekend di quelli ad alta tensione in Serie C. Non c'è solo Catanzaro-Cosenza che accenderà il pomeriggio della domenica. Sabato Rende, Matera e Lecce Regina offriranno emozioni e spunti in un campionato in cui nulla è scontato. Si pensi ad esempio proprio alla posizione in classifica dei biancorossi e dei lucani, che a inizio torneo chiunque avrebbe immaginato in senso inverso rispetto a quello attuale. 20 punti il Rende, 18 il Matera, con la squadra di Trocini, vogliosa di continuare la serie positiva e dare filo da torcere ad un'altra squadra attrezzata. In serata, al Via del Mare, di scena la Regina. Il Lecce sembra aver imboccato la strada giusta che porta in Serie B. Vince quasi sempre e tiene sotto controllo i tentativi di rincorsa di Catania e Trapani. Gli Amaranto, a detta dei Maurizi, vogliono giocare a viso aperto, senza snaturare il proprio credo. Andiamo a Lecce con tanta rabbia dentro, con tanta voglia di fare bene. Poi questo non vuol dire vittoria o sconfitta, ma vuol dire tanta voglia di fare bene. Poi non credo che noi abbiamo mai un atteggiamento remissivo, almeno nella nostra testa, poi può sembrare in campo, ma noi non lo vogliamo mai. E poi c'è il derby. Domenica, come detto, si andrà in campo, ma una partita del genere comincia molto tempo prima, tra le tifoserie e tra le squadre. Il DG Maglione è apparato dalla sponda giallorossa, invitando i tifosi a presenziare alla rifinitura domani mattina. E anzi, ufficialmente come direttore generale invito tutta la tifoseria che voglia essere presente a venire a sostenere e incitare la squadra per quello che può essere giustamente l'importanza e la rilevanza
che ha per loro e per l'intera città questo derby molto sentito. La rifinitura si svolgerà a porte aperte alle ore 11 sabato mattina a Montepavone. Quindi i tifosi sono proprio invitati direttamente da me a venire a manifestare tutto il loro sostegno e il supporto in attesa di questa partita, che giustamente è molto sentita, ma che, come diceva anche Floriano Noto ieri, comunque per noi della società e per la dirigenza vale sempre 3 punti come le altre partite. L'attaccante Alain Baclé ha risposto da Cosenza, descrivendo il clima che si vive nello spogliatoio. È il momento migliore perché comunque gli ultimi partiti abbiamo portato a casa buoni risultati. Noi siamo carichi, siamo dentro lo spogliatoio ogni giorno, parliamo e ci carichiamo per questa partita. Cioè, non è una partita normale, è la partita. Quindi siamo tutti sul pezzo, carichi per domenica, per dare il meglio, per portare questo risultato a casa, che è la partita dell'anno, diciamo, per la gente di Cosenza. E adesso, dopo il calcio, vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. In lento spostamento il vortice depressionario che ormai staziona sul Mediterraneo centrale da 5 giorni. Nella sua attuale traslazione sul Maro Ionio, verso la Grecia, apporterà maltempo soprattutto sui versanti ionici del Cosentino e Crotonese, con accumuli che in alcune aree potrebbero raggiungere o superare i 100 mm nella giornata di oggi. Per un parziale miglioramento dovremmo attendere sabato, a causa dell'allontanamento della struttura depressionaria verso Levante. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nuvolosità variabile a tratti intensa con residue piogge al mattino sui versanti ionici del Cosentino e Crotonese, in attenuazione nel corso della giornata. Nuvoloso su Vibonese e Reggino Tirrenico con piogge sparse. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti settentrionali ovunque moderati, con residui rinforzi sul Crotonese. Mari molto mosso lo Ionio Cosentino e Crotonese, mosso nelle rimanenti aree, tendente a poco mosso su Alto Tirreno Cosentino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, per oggi è tutto, grazie, appuntamento a domani. Bene, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.